Va ora in onda il Bamba della settimana di Vittorio Feltri. Buongiorno a tutti, bentornati al Bamba della settimana, l'antipremio che assegna per Radio Libertà il direttore Vittorio Feltri, che sento già in collegamento. Come stai, direttore? Sto abbastanza bene, anche se ho qualche dubbio sull'assegnazione questa settimana. Beh, sì. Tu cosa dici? Allora, settimana scoppiettante, indubbiamente abbiamo visto scene in TV e nella cronaca tutte degne di menzione. Sì. Io, se sei d'accordo, però ti lancerei l'assist su quella che è una tua passione, come dire, storica, e cioè sulla signorina Greta Thunberg. Questa è sempre meritevole di Bamba, è vero, hai perfettamente ragione. Poi questa settimana si è distinta per la famosa flottiglia, no? Certo. Sulla quale pretendeva di andare a far cessare i conflitti in Medio Oriente, lei che non riesce neanche a stare in piedi, è una cosa veramente ridicola. È una donna che non ha neanche il senso delle misure, è presuntuosa, non so come definirla. Penso di essere una adulta, invece è ancora lo stato infantile, e quindi quando fa queste sparate lo si mette nel ridicolo e non se ne rende conto. Quindi merita un Bamba, ma di quelli veramente grandi, grossi, che li serviamo a pochi. Indubbiamente glielo diamo proprio con convinzione, anche perché ha fatto questa mossa strana, cioè lei si è dimessa dal direttivo della missione flotilla, pare in polemica, diciamo, è andata su un'altra nave, diciamo più piccola della flotta, dicendo che non condivideva la comunicazione che veniva fatta della cosa. A me sa un po' tutto di supercazzola per far parlare di sé, o sbaglio? Sì, in effetti questo si riesce benissimo, fa parlare di sé, ma non si rende conto che parlano tutti male di questa donna, che veramente si rende ridicola ad ogni sillaba. No, siamo veramente lontani dalla decenza. Sì, lontani 1000 miglia, diciamo. Tra l'altro mi ha fatto sorridere che lei è fresca di un precedente, no? Perché lei già a maggio partecipò a una missione Freedom Flotilla, no? Per portare aiuto alla popolazione di Gaza, fermare il genocidio, altre insomma slogan di un certo mondo pro-Pal. La missione fu intercettata dalla marina israeliana. Lei, c'era anche la famosa foto, prese un panino che gli diede un militare israeliano e tornò tranquillamente a casa. Cioè mi pare tutto anche un po' poco serio, ecco, non so come dire. Sì, si scade quasi tutto in barzelletta, e quindi questa povera Thunberg farebbe molto meglio ritirarsi tranquillamente a vita privata, senza fare queste sparate che la rendono soltanto ridicola. E naturalmente la gente parla di lei, perché quando si è di fronte a un personaggio del genere non si può che ridere o compiangere, quindi è ovvio che lei diventa un soggetto ideale per essere sfottuta. Sì, un capolavoro di comicità involontaria, diciamo. Sì. Tra l'altro volevo chiedere, non so cosa ne pensi, ma lei è passata un po', no, dal fondamentalismo filo green, è nata, no, su questa cosa dell'apocalisse climatica che ci travolgerà tutti, al fondamentalismo filo Hamas, no, nel senso che non è che critica legittimamente alcune azioni di Israele, cioè è proprio schierata completamente dall'altra parte. Secondo te c'è un nesso tra le due cose? Perché a me sembra che, per esempio, il nemico sia sempre un po' lo stesso, cioè la civiltà occidentale, ma non so cosa ne pensi tu. Sì, lei evidentemente crede che questo mondo civile in cui viviamo sia dannoso per il resto dell'umanità, per cui ci combatte convinta che siamo noi i nemici, mentre invece il nemico è lei stessa, che non riesce a capire in che cosa consiste l'evoluzione, in cosa consiste la modernità, non è in grado di afferrare questi concetti elementari, e quindi insomma Greta lì, come si chiama, andrebbe veramente rieducata, magari in un istituto
fatto apposta. Adeguato, diciamo. Si è adeguato, perché no, più peggio di così non può dare. No, ma in conclusione volevo dirti, premesso che il quadro del personaggio è questo, no? Un po' anche, come dire, un po' borderline da un punto di vista psicologico, via. Ma com'è possibile che però il mainstream mediatico, intellettuale, televisivo, quelli che la sanno lunga da anni pendano dalle labbra di costei? Cioè, come te lo spieghi? Ma perché ha la faccia da bambina, no? E vedere una ragazzina che fa tutte queste gesta, eccetera, suscita quantomeno un minimo di interesse e se ne parla. Poi naturalmente parlane oggi, parlane domani, i media sono riusciti a farlo diventare quasi un'eroina, quando invece è soltanto una cretina. Sì, diciamo che il conformismo della nostra categoria ci ha messo del suo, via. Sì, certo, questo non si dubbia. Abbiamo dato una mano a diventare ancora più stupida di quanto non sia. Noi invece le diamo il bamba, che non è neanche la prima volta, ma perché siamo dei fan delle sue gesta, diciamo, quindi... Siamo coerenti, diciamo. La seguiamo, la teniamo d'occhio e purtroppo non possiamo esimersi quando si tratta di deplorarla. No, e siamo qui per questo, quindi insomma un saluto a Greta che è un po' sì un po' no sulla flotilla, perché questa pare la morale della favola. Sì, certo, non c'è dubbio. E noi ti ringraziamo e ovviamente ci diamo appuntamento a giovedì prossimo. Grazie a tutti voi e un saluto agli spettatori. Buona giornata, direttore. Buona giornata. Avete ascoltato il Bamba della settimana.